Grazie all'azione massiccia di un anticiclone che ci ha protetto, abbiamo usufruito di qualche giorno di tempo estivo, veramente estivo, con temperature molto alte, ma non dobbiamo illuderci perché avremo la sorpresa già da lunedì. L'anticiclone cederà, arriverà aria fredda e quindi le temperature si abbasseranno e di molto. Vedete come cambia lo scenario, l'anticiclone non c'è più, ne approfittano subito sistemi perturbati abbastanza complessi, il primo dei quali ecco questa occlusione che ci interesserà già da domenica notte e poi aprirà la strada a altre perturbazioni. E quindi prevediamo questo fine settimana ancora l'insegna del cielo sereno, sabato, domenica. Da domenica sera passa un sistema perturbato e quindi avremo come prima conseguenza un aumento della copertura del cielo per nubi, precipitazioni anche a carattere intenso, anche a carattere temporalesco, stante le temperature ancora alte. Ci accompagneranno purtroppo per ora per quasi tutta la settimana. I venti sono deboli, sono variabili, con qualche naturalmente rinforzo durante i temporali, ma soprattutto la prossima settimana. Ecco la nota dolente delle temperature, ancora fine settimana con massimi intorno ai 27-28 gradi sempre all'ombra, le minime 16, 17, 18 gradi. Da lunedì ecco l'abbassamento repentino, le minime scendono a 12-13 gradi e le massime forse mercoledì non arriveranno a 16-17 gradi, quindi un calo di quasi 10 gradi. L'Alta Adriatica è previsto quasi calmo o poco mosso. È tutto.